Buongiorno ragazzoli, benvenuti in un nuovo video. Se non vi siete visto quello precedente, sono appena uscito dal parcheggio della fiera del camper in cui ho dormito in macchina. Sono tornato con la batteria nuova. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo, comunque adesso mi sono fermato. E se non avete visto il video precedente dove ho dormito in macchina, andatelo a vedere. Sono andato anche a visitare la fiera del camper, conoscere tantissime belle persone. Adesso sono all'autolavaggio, appunto. Siamo ancora a Parma e dopo aver lavato la macchina, e nel frattempo arriva anche Michele, ragazzo col GT, che conoscete già, andremo alla Volkswagen qua a Parma, perché come sapete quest'anno la Golf compie 50 anni e la Volkswagen aveva creato un evento dove solo 60 auto potevano partecipare su selezione. Noi abbiamo provato e ci hanno preso, quindi io ho fatto due piccioni con la fava. Quindi adesso l'autolavaggio, si lava bene la macchina, anche se c'è freddissimo, non ho voglia, ho dormito, sono stanchissimo, ma va bene. E poi si va lì. Faccio sempre sorpresa apposta. Bene, vedete, è arrivata, ha fatto il tamarrone quando è arrivata a sgasare, cioè come se avesse la macchina in protezione. Sì, sì. È arrivato qua Michele, io ho lavato la macchina alla meglio. C'è anche, non mi ricordo il nome, scusa, Luca, esatto, che avete conosciuto, c'era anche con lo Special. Quindi niente, adesso l'abbiamo lavata, facciamo colazione qui al barretto e dopo corriamo alla Volkswagen Parma. Oh no? Vediamo come sarà l'evento. Secondo te è bello? Vediamo se Antonio ha organizzato qualcosa di... L'ha organizzato lui? Non lo so. No, non lo so, vedi che dico. No, non lo so. Beh, lo scopriamo dopo. Speriamo che sia... Riguardo te, ma devo guardare in camera però, giusto? Vedi. Vedi qua l'esperienza youtuber che dov'è? Se alzi un po' la camera, te la metti in mezzo. Allora, guarda. Ah, perfetto, vedi? Sto guardando te. Ragazzi, eccoci arrivati. Vedete alle mie spalle c'è la Volkswagen, abbiamo parcheggiato. Vi sto parlando qui da lontano perché là c'è la musica, se no il copyright mi uccide. Sono anche delle macchiette interessanti, come qua c'è una 8R. E adesso vediamo come si svolge la giornata. Adesso vi faccio vedere comunque un po' di mezzi. Dopo in teoria c'è un giro, nel senso per strada credo, non so come sarà organizzato, un giretto di un'oretta. E poi dolcis in fondo c'è guardate che bella questa Golf 2, c'è rinfresco comunque. Oh yeah. Quindi entrando dentro in concessionaria vi lasceranno il relativo badge e poi dopo, siccome chiaramente c'è anche bisogno di un piccolo caffè giusto per risvegliarsi ulteriormente, anche perché ci aspetterà una giornata veramente fantastica, siete tutti invitati al break del coffee. Quindi entrando nella concessionaria a sinistra avrete appunto a disposizione il caffè di benvenuto. Just like Ella, and my the one or I'm just a lucky fella. She called me a gallus, but I ain't Capella. Do it without a cosigner. Don't need a deal, but I'm still the headliner. Throw some racks and I bet she align ya. Give me some years, you work hard, I might sign ya. Turn up so much, won't remember the night. Don't say nothing, girl, I know what you like. Get brought her into the dude that he don't like. Call you on me, better OBI. I ain't tryna fuck cause you not my type. Fuck the government, I'm tryna go on strike. Fetty hit the streets, they definitely gon' spike. Solid, you look good. Lot of niggas
niggas still don't believe me. But why would I stop now? Someone go die blue, but a Glock, I just got to the crib already, got my cock out, bro, Mr. Bene ragazzi, ora si parte, non mi vedete perché ho la telecamera in testa. Elettrica! E si ibrida, Viva questa elettrica! Via, fuori dalle balle! Ce la vedo un accendino, dopo la facciamo. Sì, ci sta. Dopo Perché tanto prendo fuoco da solo. l'autonomia 3 giorni l'autonomia se brucia. Beh, buono. Ci nominiamo un palazzo. Ragazzi, sono ripartiti per il giretto, intanto andiamo anche tipo sui colli, non so se mi sentite. Sarà divertente, spero che mi passi la benzina. E spero anche che si veda giusto perché l'ho messa un po' a velocità e a caso la camera. Comunque sono contento di essere, spero che mi sentiate, comunque sono contento di essere riuscito a partecipare, sia per una questione che più avanti non farò più eventi, sia perché comunque il 50° anniversario di un modello di macchina non è facile che tutti i giorni capita, quindi sono veramente stracontento. E sembra anche veramente organizzato bene come evento. Ho come impressione che sarà un giro tranquillissimo perché l'apripista diciamo è una TSI Golf 8 e stiamo facendo i tangenzali 50 all'ora, quindi penso che sia proprio un giro relax, purtroppo per i miei standard, però va bene dai lo stesso l'idea, è carino lo stesso, dai, ci sta. Adesso vediamo magari quando cominciamo ad andare sui colli se qualche sgasatina si riesce a tirare. Bisognava farlo. Beh ragazzoli, mi sto addormentando, vi giuro che dalla stanchezza è andare ai 40-50 il sonno un po' si fa sentire. Adesso proverò a staccare un po' e dopo a fare qualche tirata così non mi addormento. Mi è partita lì in curva perché era bagnatissimo, cioè umido, e mi è anche scivolato il volante. Vediamo un po' i paesini qua che c'è troppo silenzio, su, animo!
Che ci fermiamo, che ci sono le strade belle da correre, dai. Sono tutti incolonnati qua. Sì, farete fatica a vederle, ma c'è tutta la fila lì. Buh! Questi elettrici. Stiamo un po' ricongiungendo perché boh, mi sa che ci siamo. Un po' di macchine sono perse, compreso Michele che mi ha chiamato. È rimasto indietro, io per fortuna ero tra i primi, però giustamente in mezzo al traffico è un po' un casino. Comunque vedete, stanno rientrando gli altri, sta fermati sul parcheggio. Che bella che è. La 1 è una meraviglia veramente. E intanto la gente sgasa nell'attesa. Io non lo faccio in città visto che se non voglio essere arrestato. No dai, scherzo. Però siamo sempre in città e come ha scritto Michele, mi sa. Aspettate che ascolto l'audio. Ecco, ci siamo arrivati e ci sono anche i ritardatari. I ritardatari. 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 Siamo tornati in come si chiama, in concessionario. Adesso si parcheggia, immagino che si mangia. Spero che si mangia anche. Guardate che è criminale che Michele è un criminale. She's everything I never knew I wanted, and money won't buy her happiness. Yeah, she's my kind of glamorous, natural beauty, what it's all about. Tell something to me. Bene, abbiamo finito di mangiare, che siamo strasazi. Adesso è ora quasi della partenza, ma prima devo fare una promessa che ho fatto a Michele. La promessa, vedi che le promesse si mantengono. Io me la ricordo la promessa. Vi faccio provare la mia 32 che non è cosa da poco perché solo pochi l'hanno provata. Solo che mi fido e di lui mi fido. E adesso facciamo un mezzo giretto tranquillissimo. Purtroppo il posto non è un granché, però è solo per, visto che tra un po' non lo userò più, allora io do lo sfizio, diciamo, di fargli provare anche se il posto, ripeto, non è quello giusto. Quindi niente, adesso facciamo un mezzo giretto e dopo si torna a casa. E io proverò la sua, ovviamente. Prima partenza, così avrai la prova del primo giro. Che spettacolo. Figa se senti. Madonna. Hai visto la tipa? Madonna. Sensazioni subito a fresco. No, è una figata. Cioè, il V6 è spettacolare. Come lo trovi ai passeggeri? No, ma è prontissima. È prontissima. Cioè, sono 2,5, ti dà un corpo pazzesco. Si vede con la pelle d'oca. Facciamo vedere la pelle d'oca. Mamma mia. Siamo quasi. Che coppia che c'ha. Quanti cavalli sei qua? 2,72. È pazzesco. Vabbè, ma un po' la voce. Manca il turbo. Manca il turbo. Si sente che... Senti, va bene l'aspirato, non rompere. Ma posso schiacciare un po', no? Vedi? Ho tenuto accelerato. No, troppo. sedito. Va bene, non è mai guidata, ci sta. Adesso lo torna il drift. Sì. Guarda che Devo abituarmi.
essere sempre reattivissima dovresti stare sempre sui 4,5. Lo so, non lo dico, qua dopo è questione di abitudine. Visto che a me piace prenderti di sorpresa. Ti è goduto un po'. No, anche se le strade, vabbè, sono quelle che sono. Abbiamo anche incrociato una pattuglia, voi non l'avete visto? Ho avuto un attimino di mancamento, ma immagino te di più perché era esagerato. No, vabbè, no. Io mi fidavo tranquillamente. Quindi. È bella, davvero. Cosa hai notato di differenza dalla tua? Beh, senti comunque quando sei su di giri non senti la coppia che ti dà il turbo. Quello purtroppo manca. Però è anche il bello dell'aspirato. Sì, abbassi giri, non hai la coppia subito reattiva, devi stare sopra sono due motori completamente diversi. Esatto. Da guidare anche molto diversi. Ognuno i suoi pro e i suoi contro. No, è una bella. Bene, adesso, visto che io ho fatto guidare la mia, lui mi farà provare il suo GT. Ecco, non hai la stessa potenza. No, beh, anzi, vedi che alle basse velocità è molto più divertente la tua, se devo dirlo forse. Sì, vabbè, dopo tu hai 270 cavalli. Vabbè. Quindi l'hai fatta scaldare, vero? Adesso si sta scaldando. Bene, adesso. Ha finito di fare in mano. Questa è la concessionaria, sì. Infatti. Allora ragazzi, vi siete divertiti? È stato Tantissimo, sì. Bene. Bello, organizzato veramente bene. Come sempre quello che organizzi. Vabbè, ed è appena cominciato questo Volkswagen Tour, poi seguiranno le date nei prossimi giorni. E accettiamo tutte le macchine, però non così rumorose. Quello purtroppo mi toccherà silenziarla. Va bene, allora aspetta un attimo, chiamiamo la polizia. Eccoli. No, stiamo quasi cascando. Ciao, ragazzi. Ciao, grazie. Il turbo si fa sentire. Inizia già non so se lo sentite, però è una gran bella da guidare, veramente. Pensate che il mio primo 1.800 turbo Golf 4, quindi il primo GT che provo, è 280 anche, che adesso forse un po' di più. Sì, sarà 200, sarà su 200. 210. Però è veramente divertente, strada reattiva, già 2000 è già prontissima, ecco abbiamo il camper davanti. Però veramente bella reattiva, cioè, non immaginavo, però non avendo mai guidata. Sentite già, lui mi diceva 2000 già è carica la turbina, infatti si sente proprio il della... Bello, avete capito? Vedete che borbotta un po' anche. Inspiegabile. Sì, è bello. Ecco qua abbiamo un camper davanti. Grande camperista. Adesso ho sentito un po' di più il lag, perché ho schiacciato già tutto ai 2000. E lo senti che fa un po' di più. Esatto, e dopo è entrata di più sui 3000. Sì. Cioè che è già proprio... non male, bella divertente. Secondo me 5,5 arriva, sì. Ok, e dopo comincia a calare. Sì, dopo cala ovviamente, sì. Comunque si è rigidetto l'assetto. Sì. La reattività mediana. Bella divertente pure. Non l'avevo mai guidata, però. Adesso siamo qui che Daniele ci ha chiesto di fare un'intervista e ovviamente per prima ha beccato Michele, scusate se sono col telefono ma la GoPro sta caricando e viene male a usarla, e fa l'intervista a lui, non so dove andrà questa intervista, però niente, dopo la farà a me. Guardate che contento che è. Guardate quanto è naturale. Quanto sto ridendo dentro, non avete idea. Guardate. Il suo viso, scusate la qualità. Guardate il suo viso. Cioè stanno rifacendo tutto perché Michele si è dimenticato di dire che il 180, che è la versione tedesca e non quella italiana, lo stanno rifacendo.
Comunque è bella l'idea, dai, ci sta. Dopo chiedo dove andrà a finire questa intervista, casomai me la inserisco nel video, sia quella di Michele che la mia. Si dice che il modello MK4 sia la versione più amata dai golfisti. Adesso vorrei sentire però il parere di Michele. Esatto, questa qua è una edizione 25esimo GTI, quindi serie 4. Monta il motore 180 cavalli di serie, abbiamo i 18 BBS originali, da casa esce con la spalla 40, è stato installato il 35. Io poi ho visto che ci sono degli interni veramente molto appetitosi. Interni Recaro GT, volante cuciture rosse, pallina da golf sul cambio, inserti in alluminio, è stata ribassata, scarico. E io poi ho visto un altro bellissimo dettaglio. Il dettaglio, il nostro logo Volkswagen Golf-Passion, perché Michele fa parte del nostro club. Quindi complimenti doppi e grazie, ti voglio chiedere per a ultimo, ti sei divertito nel nostro evento? Assolutamente, come tutti i raduni che organizzi sono veramente perfetti. E continuando a parlare di Golf Serie 4, siamo qui in compagnia con Riccardo. Ciao a tutti. Allora, parlaci un po' della tua macchina. Allora, niente, questa R32 arriva dalla Germania. Ho fatto omologare tutta lì, ha tutto a libretto, tranne lo scarico perché è impossibile farlo omologare, neanche lì. Abbiamo le modifiche più importanti, lo scarico completamente rifatto, tutto in titanio della Capristo, e tutto dritto per riuscire ad avanzare un po' più di cavalli. Abbiamo l'impianto frenante 6 pompanti, derivazione Porsche, e cerchi HRE da 19, passaruota allargato per aumentare un po' la tenuta di strada con distanziali. E io guardo l'interno, sì, mi sono anche subito innamorato dei sedili Recaro, che sono quelli ancora suoi originali. Il volante vedo che è stato rifatto e devo dire che la macchina è assolutamente in ottime condizioni. La cosa più importante è l'aspirazione e la mappatura di centralina motore. È bellissimi sempre eventi organizzati. Grazie. Ciao! Ragazzuoli, scusate l'inquadratura, ma ho il power bank attaccato perché la batteria mi sta morendo, quindi non sarà un granché. Io ringrazio ringraziamo Michele per la guida che ci ha fatto, che aveva fatto provare la sua anche, quindi ringraziamo. Anche Luca ci farà provare la sua S1. Ecco, quella. Bene, adesso io niente, riparto e torno a casa. Comunque queste 2 giornate ben intense. Vi ricordo di andare a vedere i video della giornata a camp se non l'avete ancora vista. È stato veramente divertente. Allora ragazzuoli, niente, sono per strada, adesso ho un'oretta e mezza più o meno all'arrivo in casa. Spero che vi sia piaciuto questo video, anche perché probabilmente è l'ultimo evento a cui ho partecipato, quindi per un po' di anni non vedrete più l'R32 e soprattutto io non la guiderò più, a parte accenderla e far girare un po' l'olio, ma va bene. E ahimè, è così. Se non sapete il motivo, andate a vedere i video sul canale Cambio Vita e vi spiegherò tutto. L'evento è stato comunque gestito veramente bene, il giro ovviamente era solo turistico, quindi non si correva niente, ma ci sta, anche giusto così. E organizzato ovviamente benissimo, quando c'è un zampino di Antonio fa le cose veramente fatte bene. È stato carino anche l'idea dell'intervista. Quindi come al solito, per supportarmi mettete un like e iscrivetevi al canale che è gratis, e anche per sopportarmi ovviamente, anzi soprattutto per sopportarmi. Ci si becca al prossimo video, ciao!